cavolo broccolo friulano. Il cavolo broccolo friulano, così chiamato, noi invece lo chiamiamo verza, che non fa il cappuccio dentro, è solo foglia, no? Viene molto grande, no? Questo è un'orticola invernale, molto invernale, ha bisogno delle gelate perché diventi tenero, no? Ma però come si può dire? È una verdura che ha delle proprietà anche medicamentose, ad esempio è una specie di antibiotico. Lo dicevano sempre i vecchi, il vecchio farmacista di Travesio, Butazzoni, che usava venire la domenica qui a Castelnuovo nelle trattorie perché gli piaceva giocare a carte la domenica, veniva a piedi e usava dire: quest'anno faremo pochi soldi con la gente di Castelnuovo perché ha tutti gli orti pieni di verze. Ecco, l'aneddoto vuol dire, no, che queste verze qua mangiate naturalmente la gente, manteneva la gente in salute, no? Per quello a lui gli interessava che andassero a prendere le medicine. Ecco, questo qui. Ecco, le verze vanno seminate in questo periodo qui, no? E poi rimpiantate e vengono mangiate naturalmente dopo 2 o 3 gelate in modo da renderle un po' tenere, no? Vanno bollite, si possono anche mettere nei minestroni, però il piatto normale delle verze sarebbe quello col maiale, no? Ecco, cucinate con la costa o con la salsiccia, no?